Rieccoci, allora io ho preso delle dritte dalla regia perché mi detto non stai rispettando i tempi, che Non parlo più lo io. mando, c'è qualcuno che sfora, poi non va bene per il Corecom, voi mi state dando una mano, proprio mi complicate le cose, esatto. oppure mi date una mano alla grande. Noi cerchiamo almeno in quest'ultima parte di rispettarli, possibilmente gli interventi che siano brevi potete farli. Immigrazione, come si comporta Enoch Soranzo, Fratelli d'Italia, per quanto riguarda l'immigrazione in Veneto, visto che è stato un cavallo di battaglia nella storia di Salvini, e nel Veneto? No, io credo che l'ho detto anche qualche giorno fa, sono molto chiaro. Io credo che sia davvero incredibile che un paese come l'Italia in questo momento, poi mi diranno ma come lo faresti, il blocco navale non è possibile e non si può fermarlo, dobbiamo andare poi a trovare risolvere il problema da dove partono. Un tema molto ampio, possiamo discuterlo, ma il tempo non lo concede. La posizione è molto chiara, cioè se nemmeno di fronte... Allora, questo è un paese dove la regolamentazione dell'immigrazione non c'è da almeno un decennio, non riesce a regolarla e non riesce a governarla. È un dato di fatto. È possibile che neanche di fronte a un'emergenza sanitaria si riesca a prendere una decisione importante e determinata a tutela dei nostri Cosa concittadini? farebbe Enoch Soranzo? Io cosa farei molto semplicemente, io credo che in questo momento ci siano dei cittadini italiani che devono essere tutelati nel rispetto di tutti. Quando dico cittadini italiani sono anche coloro che avevano una nazionalità e che sono diventati cittadini italiani perché hanno avuto la cittadinanza italiana. Non è, quando dico cittadini italiani non vuol dire che non ci sia un cittadino italiano con la pelle scura, sia chiaro. E queste persone in un'emergenza sanitaria deve essere assolutamente prese tutti i provvedimenti necessari affinché il piano sanitario, il piano di gestione sanitaria, di monitoraggio in questo momento di Covid-19 o di forte prudenza Covid-19 sia efficiente. Per essere efficiente non ci devono essere invisibili. Oggi ci sono sbarchi, ci sono persone che sono invisibili, che arrivano nei nostri territori, non sappiamo chi sono e non sappiamo dove vanno a mangiare, con chi dormono, con chi mangiano, con chi parlano. Vincenzo Gottardo. Guardi, io ho parlato proprio in questi giorni con alcuni amici che hanno trascorso le vacanze adesso in agosto nell'isola di Lampedusa e sono rimasto veramente incredulo dai video che questi amici mi hanno fatto vedere, quindi video in diretta di 15 giorni fa, in cui i turisti erano in spiaggia e convivevano in maniera anche tranquilla con gommoni che arrivavano dal mare, ma proprio non si vedono immagini chiare, e gli stessi turisti mi raccontavano che nel tardo pomeriggio, alla sera, frequentavano i locali dell'isola e assolutamente mescolati a... Quindi lei cosa farebbe? Insomma, io penso che sia assolutamente impensabile che in un momento di emergenza... Io non penso che il problema dell'immigrazione sia il problema più grande che ha l'Italia, ma però penso che lo sia diventato più grande nel momento in cui abbiamo convissuto con questa emergenza. Quindi... E penso che sia assolutamente impensabile che... io sono per il blocco navale, senza dubbio e senza, soprattutto in questo momento di grande emergenza che abbiamo avuto. È impensabile pensare che ci siano cittadini che debbano convivere con tutto quello che abbiamo passato noi di lockdown, di restrizioni, di vita assolutamente condizionata. Quindi lei è per il blocco navale, mi sembra di capire. Assolutamente sì, insomma, se questa è la soluzione per poter garantire che non ci siano insomma, in questa fase così delicata problemi di convivenza con i cosiddetti invisibili che non si sa da dove vengono e soprattutto cosa portano. Facciamo così, Arturo Lorenzoni, prima del gol però può partire lei, Arturo Lorenzoni. Per quanto riguarda l'immigrazione, farebbe che lei il blocco navale? Immagino di no. No, assolutamente no, però ecco, immigrazione... Capiamo anche le competenze che c'ha la Regione in questo, perché sono anche... Beh, lo saprà lei che è candidato a Presidente. No, appunto, voglio dire, stiamo parlando di una cosa su cui la Regione ha delle competenze tutto sommato limitate. Io sono per l'accoglienza diffusa, funzionava, è stata smantellata, dobbiamo ripristinare quel sistema di accoglienza in cui una persona ogni 1000 abitanti può assolutamente essere integrata senza grossi traumi e quindi ripristinare quel sistema di accoglienza diffusa senza abusi. Di più di quanti? Ma stiamo parlando di numeri ridicoli e gran parte di queste persone attraversano il nostro paese e continuano e non rimangono sul nostro paese. Noi abbiamo un saldo di popolazione che è negativo complessivamente. Quindi rendiamoci conto delle dimensioni del problema. Io sono molto più preoccupato di coloro che vanno fuori,
Perché noi abbiamo, e lo dico da professore universitario di ingegneria, tantissimi ragazzi che stanno uscendo, sono 11.300 mi pare nel 2019, dal Veneto, nella fascia 18-30 che sono andati via. Quello è un impoverimento del territorio. Allora, non c'è un nemico da combattere, non dobbiamo concentrarli nella caserma serena e dire che sono gli untori, perché questa è una politica veramente becera. Abbiamo rispetto di tutte le persone. Prendiamo le tutele, in questo momento di Covid vanno prese le tutele, se arrivano delle persone vanno tenute in quarantena e va fatta quella fase, ma gestiamola con intelligenza e guardando ad un'integrazione europea. Perché voglio dire, chi non partecipa ai tavoli europei per la rivisitazione del Trattato di Dublino e poi spara contro, non ha proprio un motivo. Paolo Benvenuto. Io penso che dobbiamo fare un ragionamento di carattere storico. Non c'è un migrante che vive in questo paese e che magari abbia acquisito anche la cittadinanza che sia arrivato in questo paese legalmente. Cioè noi abbiamo una quota importantissima degli occupati stabili, dei lavoratori che producono il famoso PIL di cui si parlava prima in questo paese, che sono venuti in Italia clandestinamente. Questo è il punto. La più grande regolarizzazione che è stata fatta è quella che è stata fatta con la Bossi-Fini, quasi 1 milione all'ora, ok? Molti di quelli che sono stati regolarizzati con la Bossi-Fini adesso sono cittadini italiani, qualcuno che conosco io è pure sindacalista, anche magari è diventato sindacalista con ruoli nazionali. Io penso che il punto politico sia aprire alla possibilità di un ingresso nel nostro paese, che ne ha anche bisogno, perché poi scopriamo che abbiamo problemi in alcuni settori importanti, attraverso forme legali. Cioè, questo è il punto. Noi siamo la gente che cerca un lavoro qua, lo deve fare clandestinamente e deve per un certo periodo vivere nell'invisibilità. Secondo me questa è una cosa folle. È una cosa folle perché è preoccupante, è umiliante per chi la vive ed è un problema anche di convivenza per il nostro Paese. Dopodiché è verissimo, oggi noi ci troviamo in una situazione per cui la Tunisia vive una crisi drammatica, economica drammatica, e molti di quelli che sbarcano coi gommoni sono cittadini tunisini che mai si sarebbero sognati di venire in Italia e probabilmente più che in Italia vogliono andare in Francia o in qualche altro paese europeo. Cappelletti. Non molti anni fa avevamo circa 150.000, 200.000 ingressi all'anno, poi c'è stato il ministro Minniti, è scesa questa percentuale, questo numero in maniera veramente molto veloce, poi c'è stato Salvini, ha continuato a scendere ma in maniera inferiore rispetto a prima, e poi è esploso il Covid e la ripresa dell'immigrazione, ma comunque siamo attualmente circa al 10% rispetto a queste cifre che le citavo prima. Quindi sono 18.000 gli ingressi quest'anno, se non ricordo male. Come vanno gestiti? Vanno gestiti rimediando agli errori del passato, perché quando qualcuno ha detto, c'è un governo con un nome e un cognome, che chiunque mette piede al nostro paese rimane nel nostro paese e non se ne deve andare in giro per l'Europa perché è il paese di primo approdo, quello che ha la responsabilità di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ci siamo dati la zappa sui piedi e lì c'è il nome e cognome di chi ha creato Quindi questo cosa farebbe lei, Cappelletti? Adesso bisogna superarlo e l'accordo di Malta con alcuni paesi europei è un primo passo significativo per il superamento, è ancora insufficiente. Poi bisogna dire quali sono i paesi sicuri, perché se io arrivo da un paese sicuro dove non c'è rischio di persecuzione, come ad esempio dalla Tunisia, allora lì non devo passare da una commissione che deve valutare se ci sono i presupposti o meno per il riconoscimento dello status, tant'è che adesso ci sono 2 charter a settimana, nel sito del Ministero degli Interni ci sono tutti i dettagli rispetto a questo. Roberto Marcato. Allora, il punto debole dell'accoglienza della sinistra degli ultimi 10 anni è che ci si preoccupa, e giustamente, di salvare le persone in mare, di dare la prima accoglienza, e giustamente, dopodiché di che fine fanno tutti questi disperati non gliene frega niente a nessuno. E l'abbiamo visto con gli hub di Cona e di Bagnoli, dove abbiamo ammassato migliaia di disgraziati in condizioni igienico-sanitarie drammatiche. Nei comuni non lo avevate neanche in uno. Condizioni igienico-sanitarie drammatiche, e a governare questo processo era il governo, sono sempre stati i governi dal 2011 ad oggi di centrosinistra, tranne la parentesi con cui c'eravamo anche noi per un anno scarso.
E questo è il problema, cioè noi dovremmo preoccuparci del futuro di queste persone. Non possiamo limitarci a dire ma io gli ho dato la prima accoglienza, dopodiché se questi vengono trattati come degli animali va bene comunque, perché sono esseri umani, uno. Due, a Lorenzoni che dice ma di cosa stiamo parlando, insomma sono poche unità eccetera eccetera, ma con questa filosofia noi oggi abbiamo la mafia nigeriana che fa paura alle nostre mafie, noi siamo quelli che hanno inventato le mafie, la mafia nigeriana è arrivata in pochi anni, si è presa il controllo degli stupefacenti e della prostituzione, l'avessimo controllata oggi non avremmo quella mafia nigeriana. Come diceva, e qua mi trovo perfettamente d'accordo con Benvenu, qui deve arrivare intanto chi scappa dalla guerra, e chi è in cerca di lavoro, ma che un lavoro qui lo può trovare. Tutto il resto, a me dispiace, ma deve essere rispedito a casa, punto e a capo. Non è esattamente così che l'ho detta io, però. Chiedo a Paolo Benvenuto. Siamo arrivati all'ultima tornata e ovviamente è l'ultimo giro, poi abbiamo anche chiuso la trasmissione e abbiamo quasi rispettato tutti i tempi. Posso però una cosa? Mi dica. No, fare l'uguaglianza immigrazione uguale criminalità però non ci sta, assessore Marcato. Cioè, non l'ho fatto, se uno, insomma, dire che sono pochi, ma sono quelli che fanno la mafia nigeriana, è una cosa grave questa. Ma se non ti capisci l'italiano, che venga dalla Germania, dagli Stati Uniti o dall'Africa. Ho detto che con maggiori controlli oggi non ci sarebbe la mafia nigeriana, questo ho detto, non che gli immigrati siano mafiosi. Ma questa è una equivalenza, immigrazione uguale. Ma te l'hai fatto te, sì, professore anche. Ma dai, l'hai fatto tu ed è... Vabbè, ascolta, chi a casa ci ha ascoltato ha capito. Infatti non te vota. Vincenzo Gottardo, concludiamo il giro, come dicevo prima, la sanità. Il governatore Zaia ha detto ovviamente di tutta ragione e anche non solo, ovviamente è stato uno dei protagonisti per un risultato positivo nonostante tutti i morti, tutti gli infettati, però rispetto a tutte le altre sicuramente ha fatto un lavoro importante. Secondo lei la sanità e secondo voi la sanità va bene come sta andando, come sta lavorando questa amministrazione della regione, oppure cosa se andate al governo e sicuramente voi andate con Zaia avete in mente di fare qualcos'altro? Ma sulla sanità del Veneto, sulla sanità, sul sistema sanità si potrebbe dedicare un'intera puntata, per cui è difficile dirlo in un minuto, poco più. Io sulla sanità del Veneto mi sento di dire che l'eccellenza della nostra sanità insomma, è evidente e chi non è d'accordo su questo è per la volontà di voler per forza trovare dei capri espiatori, dei punti di disaccordo. Io dico che nel momento in cui mi accingo a governare questa regione insieme al Presidente Zaia, sicuramente una priorità è quella di potenziare i presidi ospedalieri e penso per esempio alla mia provincia. Oggi è difficile chiedere a un cittadino di Schiavonia di andarsi a fare una visita o un esame a Cittadella piuttosto che a Campo San Piero, quindi insomma io guardando la realtà della nostra provincia penso che sia assolutamente fondamentale riguardare il sistema sanitario e potenziare i presidi ospedalieri che ci sono nel territorio. Detto questo, la riduzione delle liste d'attesa sicuramente è un altro aspetto importante, potenziando ovviamente il sistema privato. Quindi in cui io credo sul moltissimo. Lavoro che ha fatto Zaia per quanto riguarda la sanità. Ma assolutamente sì, cioè, è un lavoro assolutamente meritevole, un lavoro su cui tutti quanti necessariamente Arturo Lorenzoni. Ma io cambierei strada completamente. Questa scelta di privatizzare la nostra sanità, cioè di andare nella direzione ha fatto la battuta. Sì, è piaciuta. È una scelta che secondo me non è assolutamente condivisibile. Noi abbiamo avuto un incremento del 20% dei posti letto nel privato e una riduzione del 16% nei posti di letto pubblici tra 2002 e 2019, cioè nell'arco dell'amministrazione. Ed è una scelta che stiamo pesando, cioè questa idea di lombardizzare la nostra sanità, per fortuna... Marcato, lasciamo finire perché abbiamo l'ultimo giro, grazie. Lombardizzaiare. Ti ho dato uno spunto, ma aspetta, non ti allargare. È una scelta sbagliata. Tutta la parte di medicina del territorio non è stata assolutamente messa in atto, cosa che doveva essere fatto. Va benissimo potenziare i poli per gli acuti, cosa che anche a Padova abbiamo fatto come amministrazione comunale, ma non è solo quello. E lo vediamo perché la gente ha una sanità che è sempre più lontana e sempre più inaccessibile. Chi deve da Schiavonia va a fare gli esami a Campo San Piero, il Comelico non ha
un pediatra per dire, cioè la medicina del territorio è stata completamente disattesa. Allora bisogna tornare ad investire in un servizio. Noi non vogliamo essere clienti del nostro medico, vogliamo essere pazienti ed è una logica completamente diversa, perché prendersi cura non vuol dire avere un cliente da soddisfare. Quindi con la nostra amministrazione è che vinciamo o che non vinciamo le elezioni, ma saremo inesorabili nel far passare una logica che è completamente diversa. La sanità col Covid si è comportata bene nonostante l'amministrazione Zaia. Paolo Benvenu. Ma io penso che ci siano state alcune situazioni che hanno favorito in qualche maniera una certa resistenza o resilienza, insomma, della struttura sanitaria veneta al Covid. Io vorrei ricordare che in tutti i tentativi di ridimensionamento delle strutture territoriali che c'è stato comunque nel Veneto, chi ha governato questa regione negli ultimi 25 anni ha sempre trovato una forte resistenza nei territori. Mobilitazione dei cittadini contro chiusure di reparti, di ospedali, eccetera, e quindi questo. In più una eredità, insomma, anche importante del passato. Devo dire però che tutta la riflessione dovrebbe essere spostata su quanto è successo e perché il nostro paese e anche il Veneto, rispetto ad altri paesi europei, nella percentuale del numero dei malati o di casi, noi abbiamo avuto una mortalità più alta. Questa è la riflessione da fare. Noi abbiamo desertificato, ma o comunque ridimensionato pesantemente, non solo la struttura del territorio, ma anche gli strumenti specifici che ci dovevano permettere di affrontare una crisi pandemica, che era prevista nella pubblicistica scientifica. Noi abbiamo chiuso, l'amministrazione regionale ha chiuso i magazzini dove c'erano le mascherine e i dispositivi di produzione individuale. Ha chiuso dal 2000 al 2020 il 30% dei posti letto in terapia epilepsiva. È inutile che ridi, Marcato, perché questi sono dati, 30% dei posti. Questo ci ha determinato, nonostante una buona risposta paragonata ad altre, una situazione comunque non eccellente come si cerca di far passare. Ma si dice spesso che in Veneto abbiamo la migliore sanità del mondo, però se questo è vero, mi spiegate perché abbiamo anche una spesa privata per sanità privata che è una delle più alte d'Italia? Perché queste due cose non si conciliano in maniera molto logica. Se la sanità non ci fossero le liste d'attesa, se la sanità è perfetta, se ottengo tutte le risposte rispetto alle mie necessità, perché dovrei andare a pagare il servizio dal privato? Invece i veneti ci vanno, evidentemente ci sono luci e ombre. Sicuramente rispetto alle prime dobbiamo parlare della preparazione dei medici, dei paramedici. Abbiamo visto durante il periodo del Covid il loro impegno straordinario e questo va riconosciuto. Dall'altra abbiamo anche delle infrastrutture che non sono sufficienti. Io 2 giorni fa sono stato a Verona a vedere un ospedale che letteralmente fa acqua da tutte le parti, Borgo Trento, cioè un temporale, per carità è un temporale pazzesco, però cadeva l'acqua dal tetto a catinelle. Hanno dovuto chiudere il pronto soccorso. Ristrutturato pochissimo tempo fa in project financing. Basta spendere, buttare via i quattrini della sanità pubblica in project financing, questa deve essere una cosa. E poi torniamo a investire in sanità però, va bene investire in una sanità di eccellenza, va bene investire in una sanità che si occupi di sanità territoriale, cioè di prevenzione della malattia nei confronti dei cittadini. Questa è la cosa veramente importante, non chiudiamo gli ospedali nei paesi, nelle zone del nostro entroterra, di montagna, sono dei presidi fondamentali e questa è la situazione di emergenza che abbiamo appena trascorso. Se si ha un insegnamento è proprio quello, dobbiamo difendere questi presidi e poi chiaramente fermiamo questo stillicidio di privatizzazione del servizio sanitario. Abbiamo bisogno di investire nella sanità, ma in una sanità pubblica. Marcato. Primo, negli ultimi 10 anni la riduzione di trasferimento per investimenti nella sanità pubblica da parte del governo centrale è del meno 70%. Secondo elemento, dati alla mano, la parte privata della sanità in Regione Veneto è fra le più basse d'Italia, non dico la più bassa, ma fra le più basse. Terzo elemento, non siamo noi autoreferenziali a dire che la sanità veneta funziona, ma lo dicono due cose. Il primo, la comunità internazionale, e il secondo, il fatto che noi siamo una delle regioni, assieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna, che attraggono pazienti da tutto il resto d'Italia.
Voi pensate davvero che uno si fa 1200 chilometri per venire qua a curarsi se non trovasse qui una risposta adeguata? Dopodiché possiamo migliorarla, dobbiamo lavorare sulle liste attesa, dobbiamo continuare a lavorare sui presidi sociosanitari locali, territoriali. Tutto vero, ma far passare l'equazione che la sanità veneta è buona perché ci sono dei bravi medici e bravi infermieri, mentre quella calabrese no, perché la domanda sorge spontanea, perché vuol dire che i medici calabresi e gli infermieri calabresi sono dei buoni a nulla. No, la sanità è una questione di scelte politiche, di programmazione politica. Quello che noi vediamo in Veneto è frutto di una scelta politica, perché non è che per quanto riguarda le infrastrutture è colpa di Zaia, mentre se parliamo di sanità è merito di qualcun altro. È sempre una scelta politica. Se abbiamo la sanità che abbiamo è perché qualcuno in giunta e in consiglio ha fatto le scelte politiche. A concludere. Sì, mi ha anticipato, marcato il pensiero. Bisogna distinguere la gestione della sanità dallo sviluppo. Sulla gestione della sanità io credo che non ci sia niente da dire, nel senso che ce lo riconosce il mondo intero, lo riconosco io, lo riconoscono i veneti, ne è stata data una prova. La gestione della sanità ha scelto le persone giuste, le ha valorizzato le persone giuste, le ha messe al posto giusto e hanno risposto in maniera straordinaria. E questo l'abbiamo visto anche in tutta Italia. Poi se non avevano gli strumenti da qualche parte in Italia, non avevano le dovute infrastrutture, questo è un altro tema. Sul tema che cosa noi come Fratelli d'Italia riteniamo che dobbiamo sicuramente migliorare, pensiamo che questa visione, questa programmazione sanitaria vada benissimo, ma vada però fatto un punto interrogativo su un processo, il processo di riqualificazione di quella che è le infrastrutture e del servizio specialistico o non specialistico della sanità in Veneto ha visto un processo che non ha visto seguire la riorganizzazione delle infrastrutture con tutte le opere collaterali. Allora sicuramente mancano, è vero che magari chiudere un hub piuttosto che un ospedale, di farlo diventare un hub, quando ci doveva essere tutte le infrastrutture che li mettevano in collegamento veloci e economiche per la cittadinanza, se vengono a mancare la seconda parte del processo rimane handicappato. Ecco, noi abbiamo un processo che è rimasto a metà, ha fatto quello che è la riorganizzazione dal punto di vista infrastrutturale ospedaliero negli hub, nei distretti, e è mancato poi tutto quello che è la rete di collegamento. Quindi se non ci sarà la rete di collegamento si dovrà ripensare, riavvicinare questi hub ai cittadini, o meglio dovremo dare vita e efficacia a realizzare quei collegamenti che di fatto avvicinano i cittadini alle strutture. Siamo arrivati alla conclusione di questo speciale elezioni regionali, però non possono fare l'ultima domanda, non metteremo il cronometro per questa risposta, però mi raccomando sia breve, perché devono votarvi, Lorenzoni, 30 secondi. Ma perché innanzitutto l'alternanza in democrazia serve sempre, e 25 anni con lo stesso tipo di governo non sono un bene per nessuno, e lo vediamo perché si sclerotizzano tanti processi. Oltre a questo perché? Ma vale la pena perché dobbiamo allineare le politiche della Regione Veneto alle politiche che ci sono su scala nazionale ed internazionale. Dobbiamo tornare ad essere protagonisti. Noi stiamo scivolando, non ce ne rendiamo conto perché non abbiamo avuto il tempo di guardare i numeri, ma la nostra economia sta scivolando lentamente. No, è bene fermarla, è bene ritornare ad investire e serve una politica con visione, con la capacità Quindi devono votarlo per questo motivo? Ma assolutamente, è indispensabile farlo con Paolo Benigni, perché devono votarla? Perché noi rappresentiamo l'alternativa a questo modello sociale e economico e soprattutto a quelle che sono state le scelte che hanno portato il Veneto ad essere molto fragile e debole di fronte a quelli che sono i cambiamenti climatici. Noi abbiamo sempre combattuto il consumo di suolo, abbiamo sempre combattuto ad esempio nel Vicentino contro l'inquinamento delle acque, ci siamo battuti contro la pedemontana, siamo contro per esempio il progetto delle Olimpiadi, e queste cose non è che le diciamo perché vogliamo dire sempre no, le diciamo perché questo modello di sviluppo, se prima era sbagliato, insostenibile a nostro avviso dal punto di vista ambientale ed economico e sociale, lo è ancora di più adesso. Se negli interventi che sono stati, ma non voglio fare polemica, si percepisce l'idea che tutto deve, cioè che si riprende sulla strada di sé. Ha spiegato perché devono votare lei, perché esatto. Cambierebbe sicuramente il parecchio della nostra regione. Cappelletti, perché devono votarla? Ma i nostri
I 3 punti più importanti del nostro programma sono lavoro, salute e ambiente. Lavoro perché avevamo bisogno di creare nuove opportunità di lavoro in questa terra che è anche terra di immigrazione, 13.000 giovani che se ne vanno a cercare opportunità di lavoro perché non le trovano nella regione Veneto ogni anno, nelle altre regioni addirittura all'estero. La salute perché dobbiamo iniziare ad investire. È vero che sono stati tagliati i finanziamenti per la salute, è anche vero che quelli che sono arrivati sono stati spesi male. Prima abbiamo fatto degli esempi, potremmo fare esempi di project financing pazzeschi, veramente legati alla sanità. Perché devono votare sostanzialmente? E poi perché serve una sensibilità diversa rispetto alle tematiche ambientali. Tutelare l'ambiente significa tutelare la salute dei cittadini, significa avere una migliore qualità della vita. Fino adesso si è ignorato tutto quanto perché bisognava creare delle occasioni di sviluppo legate a dei ragionamenti che andavano bene 50 anni fa, adesso veramente invece si impone un modello nuovo che è quello che avrà anche più successo dal punto di vista economico dai qua ai prossimi decenni. Era solo 30 secondi perché devono votarla, Marcato, perché devono votare? No, perché vogliamo continuare ad ascoltare, a rappresentare un popolo straordinario che è il popolo veneto. Vogliamo continuare a farlo con la passione con cui l'abbiamo fatto da sempre e vogliamo continuare a lavorare perché ci sia sempre più l'orgoglio di appartenenza a questa regione straordinaria che non ha uguali al mondo. Enrico Soranzo, perché devono votarla? Perché c'è un progetto da completare e da evolvere, perché c'è bisogno in tempi brevissimi di chi sa già governare la macchina, che sa dare in tempi brevissimi le risposte, che parla poco e lavora tanto. Mani pulite e scarpe sporche. Gente che sta in cantiere, parla poco e magari meno dentro gli uffici o dentro i palazzi. Bravo, abbiamo fatto un tempo breve e conciso. Vincenzo Gottardo, il Veneto perché? ha dimostrato di essere una regione competitiva, di essere stata su più fronti una guida a livello nazionale e internazionale e per cui garantendo la continuità di questo governo per gli anni che verranno si garantirà stabilità, crescita e prospettiva di un futuro per la nostra regione. Allora, grazie a Arturo Lorenzoni, in bocca al lupo, lo stesso dicasi per Paolo Bevignone che era in bocca al lupo anche a Enrico Cappelletti, a Roberto Marcato, a Enrico Soranzo e a Vincenzo Gottardo. In bocca al lupo, che sia una battaglia elettorale per il bene della nostra regione, per il bene del Veneto. Noi andiamo in pubblicità, rientro nella seconda parte, abbiamo ospite il sindaco di Padova, Sergio Giordani, tra poco.